Benvenute e benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Green Telling, il settimanale di agricoltura, ambiente, territorio e turismo sostenibile. Molto ambiente quest'oggi, bellezze naturali e anche con luoghi sorprendenti. Sigla. Abbiamo detto luoghi sorprendenti e così inizia il viaggio di questa settimana. Partiamo da una realtà naturalistica straordinaria, veramente unica e spettacolare. Andiamo in provincia di Verona a scoprire il complesso delle cascate di Molina, davvero belle. Guardate. Maurizio Zantedeschi, appunto, del Parco delle Cascate di Molina. Innanzitutto dove siamo? Allora, innanzitutto ben arrivati al Parco Cascate di Molina, oasi naturalistica del Parco regionale dei Monti Lessini. Siamo in provincia di Verona, comune di Fumane. Praticamente siamo a mezz'ora di strada dall'uscita di Verona Nord. Questo parco diciamo costituito principalmente da 8 cascate con 3 percorsi, percorso verde che dura una mezz'oretta e ci permette di vedere le prime 3 cascate, percorso rosso che dura circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza e ci fa vedere tutte le cascate, un percorso nero più impegnativo, più lungo, che dura circa 2 ore e mezza con 300 metri di dislivello. Dove nasce e soprattutto quali sono le evidenze anche naturalistiche? Allora, il Parco delle Cascate di Molina, diciamo le evidenze naturalistiche sono queste cascate formate da quest'acqua di sorgente che nasce nel paesino sopra Molina, Gorgusello, bene o male quindi dall'altopiano, dalla zona occidentale dell'altopiano lessinico. Le evidenze naturalistiche forse sono questi fenomeni di carsismo così evidenti in questo bosco così verde, così lussureggiante, infatti siamo a circa 500 metri di altitudine. Chi viene qui? Il Parco delle Cascate è visitato da tanti turisti, da tante scolaresche, da tanti gruppi organizzati, da guest estivi, ma soprattutto da tante famiglie italiane e anche straniere. Periodo migliore? Periodo migliore sicuramente la primavera, aprile-maggio, dove vediamo anche una bellissima botanica, una bellissima fioritura. E per avere informazioni? Per avere informazioni trovate il nostro sito parcodellecascate.it, il nostro numero di telefono che lo trovate su tutti i nostri deplia e comunque siamo presenti anche sui social e sui maggiori siti di escursioni o di interesse del territorio. Molto belle, vero? E adesso il sottolineato di Luca Belotti. Ciao Mimmo, oramai ci siamo. Poche settimane ci separano al voto per il Parlamento europeo e abbiamo l'impressione che si sia parlato ben poco del futuro della comunità e delle azioni da compiere con urgenza per ridare spazio alla più grande alleanza nel territorio comunitario, al più grande tentativo della storia di costruire un'unione fra paesi che fino a un attimo prima e per secoli si sono combattuti. Ora l'assetto geopolitico del mondo nato dalla seconda guerra scricchiola sul suolo dell'Europa e del vicino Oriente, torna la guerra combattuta, quindi i conti col passato non sono ancora chiusi. La comunità europea sembra ricadere nel suo peggior vizio, quello di trincerarsi in un cumulo di regole. In tutto ciò basta una vicenda come la cosiddetta guerra dei trattori, combattuta con mezzi mediatici per far saltare quello che sembrava oramai un dogma intoccabile, cioè la PAC. Il compito delle istituzioni rinnovate sarà prendere atto che nel nuovo assetto mondiale si rendono necessarie modifiche alla PAC senza eliminarla o senza retrocederla a supporto di sola area di scambio. Oggi il problema consiste nel prendere atto della realtà del mercato mondiale e del fatto che la competizione si svolge su uno scenario mondiale.
dovranno agire ad esempio sul territorio, sull'ambiente rurale, sulle infrastrutture, anche in veste di contenimento e prevenzione dei danni provocati dalle mutazioni climatiche e a favore dell'ambiente. Per questo si dovrà sviluppare un approccio maggiormente ispirato alla scienza e al trasferimento tecnologico, incentivando la ricerca agricola. Dal voto ci aspettiamo un'Europa più unita e più forte. Adesso parliamo di produzioni locali e loro valorizzazione, prima di vino e più precisamente del Cataratto, vitigno storico siciliano, e poi, e siamo in piena stagione, di piselli, anzi di bisi. I vitigni famosi della Sicilia sono chiaramente il Nero d'Avola, il Grillo, e però il Catarratto sta crescendo molto bene. Il Catarratto rappresenta sicuramente il futuro, rappresenta il rinascimento dell'enologia siciliana. Il Catarratto è l'uva più coltivata in Sicilia, sono circa 30.000 ettari di Catarratto, quindi un terzo del vigneto siciliano, è coltivato da sempre in tutta la Sicilia. E quindi allora va valorizzato. Questo è quello che stiamo cercando di fare noi come piccola azienda, assieme ad altre aziende di qualità, piccole aziende di qualità del territorio della Sicilia, soprattutto Sicilia occidentale, perché stiamo scommettendo sul potenziale enologico di questa uva, nelle varie declinazioni in cui è possibile fare vino. Il vino convenzionale, cioè di acciaio, il vino passato di legno, lo spumante, il vino naturale. E quali sono le caratteristiche allora del Cataratto? Le caratteristiche del Catarratto sono i profumi meravigliosi, sono profumi normalmente o di campo, camomilla, erba secca, ovvero i cosiddetti profumi tropicali, il mango, la pesca bianca, il melone. Queste qua sono delle belle, per uno che io purtroppo per fortuna amo il vino, e trovare la frutta della passione, trovare questi profumi così rari in un'uva così tipicamente siciliano, per me è un'esperienza bella che mi piace trasferire a chi ne ha voglia, insomma, di provare nuove emozioni. Siamo alla 26esima edizione della festa dei bisi e bisi, quindi voglio dire ormai è una tradizione, quest'anno però un po', come posso dire, mitigata dall'acqua. Eh sì, purtroppo sì, insomma ci dobbiamo abituare sempre più a questi climi che ci stanno creando nel mondo dell'agricoltura problemi anche seri, quest'anno in particolar modo, ma proprio fresco l'altro giorno, nel pieno della raccolta, insomma c'è stato un po' di alluvione, accompagnata ahimè anche da un po' di grandine che ce li ha anche rovinati esternamente, ma per fortuna il contenuto è ottimo. Ecco, allora spieghiamo quali sono le caratteristiche del pisello di Baone. Allora noi abbiamo puntato da subito a un prodotto diverso dalla grande distribuzione, ci siamo differenziati per questo, abbiamo scelto i piselli dell'industria di trasformazione, adatti anche al surgelo, di piccole dimensioni che non si trovano, ripeto, al mercato comune fresco. Nei Coliugani, qui a Baone, vicino a Padova, da quanto tempo si coltiva il pisello? Effettivamente io ricordo da bambino c'era il mercato, un bel mercato dei bisi qua proprio nella piazza di Baone. Ecco perché abbiamo voluto ripristinare questa tradizione, questa coltivazione di bisi che era la primizia in tutti i sensi, anche dal punto di vista economico delle aziende coltivatrici. Era il primo denaro che entrava in casa e venivano giù dai monti con questi bisi, alla sera c'era il mercato che andava ai signori di Venezia e ai padovani. Le caratteristiche del Terneno permettono ovviamente la maturazione e le caratteristiche organolettiche al massimo dei livelli. Ovviamente siamo a sud dei Colli Ugani e i Colli Ugani hanno di per sé delle caratteristiche pedoclimatiche eccezionali, di origine vulcanica, dati i prodotti speciali, non solo i bisi, ricordiamo anche i grandi vini e altri tipi di frutta quali le ciliegie, ad esempio il miele, insomma ci sono altri prodotti molto importanti. La caratteristica di questi terreni, ripeto, tra l'altro a sud ci permettono di avere degli anticipi, arrivare presto
al mercato è la nostra carta vincente. Quanto è importante per un parco, per il Parco dei Colli Euganei, l'orticoltura, in generale l'agricoltura? L'agricoltura è un valore aggiunto importante per il territorio del Parco Colli. Qui ci troviamo a Baone oggi a onorare uno dei prodotti tipici dell'orticoltura dei Colli Euganei, che è il pisello. Pisello di Baone, che oramai è da 25 anni che lo festeggiamo in questo territorio bellissimo. La presenza quindi dell'agricoltura in un parco è fondamentale. Sì, perché qui nei Colli Euganei abbiamo delle produzioni particolari, il vino in primis, l'olio dei Colli Euganei che si fregia anche della denominazione di origine protetta, e tutta una serie di prodotti tradizionali, i piselli, le giuggiole, i marroni, le ciliegie dei Colli Euganei, che contribuiscono a rendere questo territorio importante dal punto di vista dell'agricoltura. Ed ora andiamo in Calabria. A Cibus 2024 troviamo Fabio Sgambelluri, il quale è famoso per i suoi torroncini che lui produce a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, sulla costa ionica. E perché sono così buoni? Sono buoni perché sono fatti con materie prime del territorio, che sono del miele che è prodotto sulla costa ionica nostra e delle mandorle siciliane, dove noi riusciamo ad amalgamare e creare questo piccolo gioiello di palato, trasformarlo in un piccolo torroncino ricoperto di cioccolato fondente. E questa è la tradizione che si perpetua. Questa è la tradizione perpetua dalla nostra famiglia da tanti anni e io oggi, il cambiamento e il futuro, porterò avanti questo prodotto. Si può andare oltre il torroncino? Sì, si può andare anche oltre. Come? Con altri prodotti di qualità, altri prodotti selezionati, torroncino morbido al bergamotto, bomboniere di fichi, altri prodotti che facciamo anche noi in pasticceria. Considerate che la Calabria è la prima regione d'Italia in termini di superficie dedicata al biologico. La Calabria è l'unica regione d'Italia e forse d'Europa che non utilizza il glifosato, noi siamo glifosate free. Però purtroppo la Calabria è anche quella regione che ha maggiori handicap dal punto di vista logistico. Produrre in Calabria significa avere un differenziale poi di prezzo finale per il consumatore di un 15-20% in più, ed è una percentuale che molto spesso ti mette fuori mercato. Perché c'è questo handicap dal punto di vista logistico? Perché non siamo strutturati con i porti per poter importare ed esportare le nostre produzioni. L'alta velocità anche per le merci si ferma su Napoli. Quindi sono problemi anche risolvibili, per esempio sto pensando anche alla statale 106, la famosa statale della morte per certi versi. Ma certamente, però ci vuole un piano straordinario di investimenti nelle strutture logistiche. La 106 rende la Calabria divisa in più repubbliche. Abbiamo tutta la zona dello Ionio che è veramente collegata male rispetto a tutta la Calabria, e immaginiamoci rispetto al territorio o ai mercati fuori dalla Calabria. Quindi la proposta della Coldiretti? La proposta della Coldiretti è quella di attuare insieme al governo centrale un piano straordinario di misure per superare queste criticità logistiche. Poi ovviamente in Calabria paghiamo anche lo scotto di problemi che riguardano tutto il resto del paese, come ad esempio le concorrenze sleali, per cui in una regione come la Calabria, ritornando in Calabria, dove abbiamo i problemi che hanno tutti i nostri colleghi nel resto d'Italia e d'Europa, a questo sommiamo anche i problemi logistici e territoriali con cui abbiamo a che fare. È chiaro che è molto difficile produrre in una regione come la Calabria, anche se da qualche anno a questa parte, vuoi per la caparbietà da parte degli imprenditori agricoli calabresi, vuoi anche per una politica di rilancio che onestamente la nostra amministrazione regionale sta facendo,
e sta dando delle grandi soddisfazioni e soprattutto sta riscuotendo anche dei grossi apprezzamenti. La televisione ci permette queste cose dal sud al nord, adesso prosciutto e vino. Siamo giunti veramente a questo importante traguardo, soprattutto ci siamo giunti in piena salute, perché basta guardare attorno, insomma, vedete l'afflusso della gente. Parliamo un po' di questa festa e parliamo un po' del prosciutto Veneto DOP. Questa festa è l'occasione, è il miglior approccio diretto con il consumatore. Il consumatore viene qui, assaggia il prosciutto nelle migliori condizioni, quindi veramente può diciamo anche usufruire della suggestione che gli si dà in questo particolare contesto. Il prosciutto veneto è naturalmente una delle maggiori produzioni di carne, di preparazione di carne nel Veneto, e credo che sia uno dei più noti anche per la stessa età. Il strumento è nato 53 anni fa a livello di consorzio. Parliamo allora delle caratteristiche. È un prosciutto dolce che del resto da poco ha cambiato il disciplinare. È un prosciutto dolcissimo già di per sé. Il nuovo disciplinare di produzione prevede delle caratteristiche ancora più stringenti. Parliamo di dolcezza, quindi parliamo di una quantità inferiore di sale, parliamo di maggiori mesi di stagionatura, tutta una serie di caratteristiche che vanno incontro maggiormente sia alle esigenze di salute che alle esigenze anche dei consumatori. Una DOP che avete da molti anni. Una DOP che abbiamo dal 96, con la primissima gazzetta ufficiale dell'Unione Europea che ha destinato dei prodotti di eccellenza italiani ed europei alle DOP. Come storica anche è la produzione, andiamo al tempo dei Romani. Allora, la produzione, per quanto concerne la storia vera e propria del prodotto, certamente andiamo in epoca preromana. Dal punto di vista invece industriale possiamo datare la produzione al 1454, quando il conte Nicola Fracanzan fu il primo produttore in serie. Ecco, allora come mai questa zona è evocata per quanto riguarda il prosciutto? Beh, certamente per il microclima, perché ci vuole un microclima adatto, freddo e caldo, ma soprattutto secco ed umido. Ci vuole questa alternanza continua. Senza di questa alternanza il prodotto non verrebbe come deve venire. E il territorio di Montagnana offre tutto ciò? Il territorio di Montagnana è proprio nel cuore di questa porzione di pianura posta tra i Monti Iberici e i Colli Euganei, che proprio per il flusso dei venti dà questo accesso a questo microclima ideale. Ecco, allora le cosce da dove arrivano? Il disciplinare cosa dice? Il disciplinare dice che le cosce debbano arrivare unicamente da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, soprattutto dalle province bagnate dal Po, dove la concomitante presenza di caseifici dà la disponibilità di siero di latte. E quanti sono i prosciuttifici che aderiscono al consorzio? In questo momento sono 9 prosciuttifici, 7 di carattere artigianale e 2 a carattere industriale. E la produzione a quanto ammonta? Siamo mediamente attorno ai 100.000 pezzi. Ecco, e allora qual è il futuro del prosciutto Veneto DOP? È il futuro in un ambito, diciamo, di nicchia, perché le difficoltà sono effettivamente molte per tutta l'industria di trasformazione italiana. Quindi una produzione piccola come la nostra può essere un vantaggio, soprattutto se abbinata al territorio dove siamo. Cioè, parleremo di turismo DOP sempre di più. Parlare di vino al Vinitaly 2024 è molto facile, parlare di giovani e vino è altrettanto facile, perché la presenza è sicuramente significativa, come nel caso di Casa Paladin, che dal Veneto arriva fino a dove, Martina? Allora, dal Veneto ci spostiamo poi in Friuli con Bosco del Merlo, poi abbiamo la nostra azienda in Franciacorta di Castello Bonomi, Castelvecchi in Toscana e Casalupo nella zona della Valpolicella, Marone e Lugana, quindi siamo in 5 zone più importanti vitivinicole italiane. Quindi voglio dire, hanno lavorato bene i vostri genitori e voi portate avanti questa bella realtà. Sì, infatti noi siamo la terza generazione di Casa Paladin e in azienda adesso siamo io, Martina e mio fratello Valentino, che vive a Sequas, dove segue i vigneti di Bosco del Merlo. Ecco, allora qua con loro è facile parlare di alcune cose, di alcuni progetti significativi, alcuni per esempio sono proprio legati al mondo delle donne.
Esatto, noi abbiamo il nostro progetto con Bosco del Merlo, che è con il Prosecco e il Pinot Grigio Rosé. Sono ambassador per sostenere la LILT, Associazione per la lotta e la prevenzione al tumore al seno. Ormai è il 6º anno e per noi è un progetto molto molto importante. Facciamo del bene con quello che amiamo fare, quindi insomma non c'è soddisfazione più grande. Però bisogna fare anche educazione. Sì, esatto, e questo infatti è un progetto che riguarda la sostenibilità di Casa Paladin, che guarda non solo la sostenibilità nella viticoltura, in cantina, ma anche sul prodotto finale che arriva fino alla tavola del consumatore. Bisogna anche cambiare forse qualcosa nelle tipologie. Sì, diciamo che i trend del vino, soprattutto anche qui al Vinitaly abbiamo visto diversi trend, ci sono degli spostamenti anche dei consumatori nei gusti, in quello che è interessante. Noi siamo sempre all'avanguardia, no? Su quello che è realizzare un prodotto sostenibile, che sia di buona qualità, di grande qualità, ma che sia anche attento all'ambiente e alla società in cui ci troviamo, che è un punti di vista importanti per il consumatore, quindi il cambio è importante. Allora chiudiamo con Francesca. Cosa ci riportiamo, cosa teniamo del lavoro dei nonni? Sicuramente teniamo la parte della passione e anche il legame con il territorio e con i valori importanti come quello della famiglia, e riuscire a trasmettere al pubblico tutto quello che è il territorio e la sostenibilità anche nel vino. Grintelling continua. Ancora salato e dolce tra sud e nord, vediamo. Oggi abbiamo preparato un piatto a base di carciofi, sarebbe pasta con carciofi e ricotta. È un piatto molto classico, un piatto molto antico che i nostri nonni preparavano per i loro mariti quando andavano a lavorare nei campi. Il procedimento è in una padella mettere l'olio d'oliva, una cipolla tritata e poi aggiungere i carciofi tagliati a julienne. Farli soffriggere per circa 5-10 minuti, aggiungendo poi un po' di acqua della cottura della pasta, e tutto il procedimento viene fatto in padella. Poi si aggiunge la pasta e viene... Quale pasta? Noi abbiamo usato questo tipo di pasta, sarebbero delle scialatielle fatte con farina di macinato, sempre nei nostri territori. Perché uso questa pasta? Che è una pasta abbastanza corposa, perché deve assorbire i sapori del carciofo e della ricotta, perché assaggiando questa pasta noi troviamo un poco di amarognolo del carciofo e poi la ricotta ci dà il dolce della ricotta, aggiungendo sempre un po' di prezzemolo e un po' sempre di olio d'oliva, e questo è un piatto già ultimato. E alla fine ovviamente si impiatta e si mangia. E si mangia, sì. Quindi è un piatto molto classico e facile da preparare. Quindi buon appetito. Buon appetito a tutti. A Cibus 2024 vedete che noi ci siamo seduti un attimo, le fiere sono molto impegnative e ci siamo seduti con il re dei panettoni, ovvero Dario Loison, al quale chiediamo, visto che siamo a maggio, che cosa può vendere uno che vende panettoni? Innanzitutto siamo in una fiera di gusto, parliamo di gusto e quindi un momento di pausa c'è sempre. Con chi lo faremo un momento di pausa? Con una bella signora. Noi per dare un po' lustro a questo abbiamo ideato un dolce che si chiama Tosa. Prima dobbiamo dire che usa il Veneto perché la sede della Loison Dolciaria è a Costabissara, in provincia di Vicenza, diciamo. La Tosa è principalmente cioccolato e nocciole, cioccolato che quest'anno lo decliniamo anche nel panettone, quindi siamo qui anche per parlare in anticipo di cosa sarà il nostro Natale. Per chiudere il packaging? Sonia ha fatto qualcosa di molto carino, il Black Habana ha dell'oro metallizzato in rame, ma qui Sonia Design, mia moglie Sonia, fa la differenza nel mercato, è indubbio. La sua attenzione, la sua formazione, la sua particolarità nei dettagli la rende sicuramente unica e permette a Loison di avere un'offerta assolutamente oltre lo standard. E dal dolce al salato torniamo ai temi di agricoltura e ambiente. Le settimane scorse sono state difficili per via di questo meteo stagionale, diciamo, anomalo, che ancora una volta, ricordiamo l'alluvione in Romagna,
proprio dell'anno scorso, ci ha fatto riflettere sulla questione dell'acqua e il suo rapporto con l'agricoltura, va detto sempre disponibile, a salvare in particolare le città compromettendo le colture in atto. Tema che merita un approfondimento. Vediamo. Riflessione rispetto a quelle che sono le sfide che devono appartenere al nostro Paese anche in termini infrastrutturali, partendo da quella che è la manutenzione delle opere già realizzate. Pensiamo a tutte le dighe che oggi trattengono solo il 30-40% di acqua rispetto a quello che potrebbero fare perché le manutenzioni non sono state effettuate, e contestualmente invece una realizzazione di nuovi bacini di accumulo con pompaggio, sia per quanto riguarda le energie rinnovabili ma soprattutto nel trattenere maggiormente l'acqua piovana. Oggi ne tratteniamo solo l'11%, dovremmo arrivare almeno al 50% perché quest'acqua possa poi essere utilizzata laddove ci sono periodi anche particolarmente prolungati di siccità, senza far mancare. Come al sud adesso. Come al sud adesso, quello che sta avvenendo in Sicilia, in Calabria, in Puglia è sotto gli occhi di tutti, con una perdita, come dicevamo, della capacità produttiva, ma soprattutto con una fragilità poi delle stesse imprese agricole che rischia poi di trovare una non risposta nella continuità e anche nel ricambio generazionale, proprio perché ciò che si va a produrre è insufficiente per coprire quelli che sono i costi che le aziende devono sostenere. L'acqua è un elemento fondamentale per la vita, ma anche per l'agricoltura, ma anche per la bellezza e i paesaggi del nostro paese, e le opere anche che sono fatte per usare l'acqua, le dighe, le opere irrigue, le opere realizzate con grande ingegno umano sono spesso un momento anche di bellezza. L'acqua è l'elemento centrale su cui si basa questo nostro pianeta, e quindi è vita in tutte le loro circostanze, ma soprattutto con il cambiamento climatico, che è diventato crisi climatica, l'acqua diventerà sempre più una priorità assoluta. E con questa profezia dell'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, devo dire facile profezia visto quanto sta succedendo da un po' di tempo a questa parte, chiudiamo la puntata di quest'oggi. L'appuntamento con Greentelling ovviamente ha fra 7 giorni. Mi raccomando, non dimenticate di visitare il nostro sito greentelling.com, ricco di informazioni e approfondimenti, oltre a poter vedere o rivedere tutte le puntate del nostro programma. Ciao a tutti da Mimmo Vita.